Benvenuti ad AgriNews, il TG dell'agricoltura a firma di Veneto Agricoltura in collaborazione con CSQA, Bioagro, Intermizzo e ARPAV. Partiamo dall'Europa e dagli strascichi purtroppo del conflitto in Ucraina. La Commissione europea è pronta ad autorizzare il trasferimento dei finanziamenti dai programmi di sviluppo rurale fino a un massimo del 5% al capitolo degli aiuti diretti da indirizzare ai settori più colpiti dagli effetti del conflitto. L'intervento si aggiunge alle decisioni già assunte a marzo che prevedono lo sblocco delle semine sui terreni a riposo e l'attivazione della riserva anticrisi della PAC da 500 milioni. Ad oggi però non sono state fornite indicazioni da parte del Ministero italiano delle politiche agricole, mentre in altri Stati membri come in Francia e Spagna è già stato deciso che le risorse straordinarie in arrivo da Bruxelles saranno destinate agli allevatori. Ed ora vi parliamo della raccolta dei meloni, in particolare delle problematiche fitosanitarie, di come prevenirle e di come contenerle. Anche per il melone irritato, frutto di stagione, si seguono i disciplinari di produzione integrata. Questi disciplinari riportano all'interno tutta una serie di parassiti, di avversità, le principali in questo caso riferite al melone, e vanno a individuare le strategie applicabili nel rispetto delle linee guida che vengono fissate e che sono state recepite anche dalla Regione Veneto con propri provvedimenti. In questa azienda, ma ormai un po' in tutta la zona, il melone è quasi tutto innestato. Questa è una pratica estremamente importante perché l'innesto consente di avere un apparato radicale fornito appunto dall'innesto stesso, che è sempre un melone ma di un'altra varietà, che dà una maggior resistenza a determinate patologie. Il melone presenta sulla stessa pianta fiori maschili e fiori femminili separati, quindi è importante che ci sia l'impollinazione che avviene solo ed esclusivamente attraverso le api, o comunque le api forniscono veramente un aiuto importante, sia in termini poi di una maggior resa, ma anche di un prodotto migliore, di una buona pezzatura. Si è concluso recentemente un corso di formazione per diventare casaro. Alla latteria Tumaria di Val Morella sono stati 14 gli allievi, metà di loro sono donne. 2 le lezioni teoriche tenute da Daniele Slongo di Veneto Agricoltura, noto esperto del settore, 8 invece le lezioni pratiche tenute dal noto casaro Marino Bianchet, che ha potuto trasmettere la sua esperienza alle giovani leve. Il corso di 50 ore si prefiggeva di contribuire alla creazione di professionisti che possano intercettare le esigenze delle aziende, trovando allo stesso tempo un'occupazione solida, sicura e di valorizzazione territoriale. Latteria Vicentine chiude il 2021 con ricavi per quasi 80,9 milioni, più 7,5% dell'esercizio precedente, con 2,5 milioni attribuibili all'attività dei 7 spacci aziendali. I dati sono stati diffusi nell'assemblea dei soci della cooperativa di Bressanvido, che ha lavorato circa 1 milione di ettolitri di latte conferito dalle 300 aziende agricole associate, producendo 71.000 forme di asiago stagionato, 416.000 di asiago fresco e più di 80.000 di grana padano. Il prezzo del latte riconosciuto ai conferitori a fine 2021 è stato di 0,44 euro al litro. Per il presidente Alessandro Moccellina, nonostante le difficoltà, il dividendo si assesta sopra la media di mercato pagato dall'industria. Ed ora, come sempre, spazio al nostro agrometeo a cura di ARPAV, Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Nell'ultima settimana sono cadute delle piogge su quasi tutto il territorio regionale. Nonostante le giornate di pioggia siano state più frequenti nell'ultimo periodo, anche maggio si chiude con quantitativi inferiori alla norma, aumentando il deficit idrico accumulato da inizio anno. La prima parte della settimana sarà ancora fresca, ma nella seconda parte la riaffermazione dell'anticiclone nordafricano riporterà la colonnina di mercurio su valori nuovamente sopra la media. Dalla terra alla tavola con i consigli di cucina di Alessandro Mazzone. Oggi vi presento una ricetta molto estiva, in particolare parliamo della tartare di carne pantano che andremo a servire con del fantastico tartufo dei Colli Euganei. La particolarità di questa carne è che nella tartare vengono utilizzati più tagli, in questo caso utilizzeremo solo un unico DNA. Aggiungiamo un pizzico di acqua gasata e nel momento in cui la aggiungeremo vedrete immediatamente cambiare il colore della carne. La carne si ossigenerà e cambierà colore, diventerà molto più viva. Aggiungiamo successivamente un pizzico di sale, il burro al tartufo che facciamo noi con i tartufi bianchetti sempre nei nostri Colli Euganei, un pizzico di salsa Worcester e della salsa di senape.
Andiamo a comporre il piatto, al centro aggiungeremo il nostro midollo precedentemente scaldato al forno, una spuma di grana padano DOP. Andiamo ad abbinare a questo fantastico piatto un vino dei nostri colli vicentini, in particolare il Tai Rosso. Grazie a tutti per l'attenzione. AgriNews vi aspetta nella prossima puntata.